Buon pomeriggio ragazzi, io sono Lord Perso e siamo tornati qui con Roma. Stiamo finalmente cercando di mettere in sicurezza la città di Mediolanum e diciamo nella parte delle Alpi svizzere siamo riusciti a liberare Octudurun, che ci dà un grande campo di visione ma soprattutto ci dà una copertura con un esercito, e adesso cercheremo di fare la stessa cosa con Coria e Noreia. Non sarà facile, però neanche impossibile. Eravamo messi molto molto peggio prima. Intanto abbiamo un esercito fermo imboscata, che è la legione quinta Liberatrix, nei pressi di Genova, tra Genova e Francia, con l'obiettivo poi di prendere Marsiglia in futuro. Qui abbiamo la nostra spia, che ci dà informazioni sul luogo, e la lasciamo lì. E adesso dobbiamo andarci a prendere appunto Coria e Noreia. Allora, potremmo tenerci anche Cori, in realtà, più che liberarla. Fatemi vedere. Potremmo tenerci Coria e che è Hilm. Però non sarebbe storicamente accurato. Perché la storicità mi impone di prendere le città sulla costa e di andare poi nell'entroterra spagnolo e poi dirigerci pian piano a nord, o comunque ecco occupare queste terre, Tolosa, queste qui insomma. Ma il fronte invece più a nord, diciamo subito dopo la Cisalpina, magari assoggettarlo alla forza romana, ma non andarlo a occupare in maniera fissa, ecco. Quindi dobbiamo un attimo decidere. Abbiamo una quantità di soldi veramente, veramente elevata. Però sarebbe un peccato, ecco, con tutta questa quantità di soldi non andare a prenderci Coria e la città. Cicoria, ragazzi, vabbè, basta. E la città successivamente dopo. Noreia invece va assolutamente liberata perché è proprio una città spina nel nostro fianco. Abbiamo anche i Suebi che potrebbero essere potenzialmente pericolosi, però per ora siamo in buoni rapporti. Perciò andiamo a prenderci... No, andiamo a prenderci prima Coria. Abbiamo qui l'esercito che abbiamo appena sconfitto, che sono i martelli di Thor, sempre ovviamente esercito cimbro. Allora, io direi cerchiamo di non farlo scappare se riusciamo, perché non è neanche detto che riusciamo a batterlo. Allora, cioè a batterlo, scusate, a prenderlo, perché io ho paura si avvicini alla città, adesso vedremo. Ovviamente... Ah no, pensavo scappasse. Pensavo scappasse. Allora, vabbè, andiamo a farlo fuori, cioè, semplicemente, non c'è molto da dire. Giochiamo in modalità equilibrio, tanto in qualsiasi caso lo decapitiamo, e voilà. Se non sbaglio questa è la quarta armata che ci mandano e noi completamente la devastiamo. Facciamo un po' di prigionieri. Allora, di cui su 4 solo una è riuscita a scappare e a portare il verbo. Intanto andiamo a Coria. E voilà ragazzi, non la andiamo neanche a combattere perché tanto non ha alcun senso. E la andiamo a occupare in modalità equilibrio anche questa, così non abbiamo troppe perdite. Perfetto. Questa andiamo a liberarla anch'essa. Abbiamo creato i coriesi. Perfetto. Adesso, benissimo. Adesso abbiamo una bella visione sulla parte nord di Mediolanum. E Mediolanum fondamentalmente è protetta come città adesso. Poi, oddio, a Qatar Vittoria non è il caso, però facciamoci pagare per questa liberazione e per commerciare con loro. Che era stata ok. Niente, allora... mi faccio comunque pagare. E ok. Benissimo, abbiamo
Un'altra città assoggettata a Roma. Allora, gli lasciamo per ora questa legione, che tanto si va a curare. E l'altra la portiamo in Italia. A Mediolanum, va benissimo. Vediamo se già qua posso reclutare. Ballista romana perché... Ah, ho fatto... Bene, perfetto, ho fatto l'officina. Ok. Andiamo a fare il campo. Perfetto. Allora, non ho manpower. Non ho affatto manpower. Però ho la ballista romana. Interessante. La ballista romana potrebbe essere una pregevole aggiunta per gli assedi. Per gli assedi. Vediamo un po' il mio generale che caratteristiche ha. Difesa. Difesa e attacco. La ballista è un'arma d'assedio, quindi non è che posso fare il fenomeno con la ballista. Scorpione romano. Ma adesso lo scorpione non so se prenderlo. Costa anche un fottio. 1, 2, 3, 4, 5. Ah sì, dai, prendiamone uno, dai. Tanto siamo pieni di soldi. Lo possiamo fare in attesa poi di avere qualche... come si dice? Di avere un po' più di manpower, ecco. Anche se manpower io lo vorrei versare qua. E infatti guardate che posso farlo. Posso prendere una cavalleria, perfetto. Fatemi vedere se questi uomini sono... Se questo generale, questa legione se ha attacco e difesa. Però potrebbe essere una ballista romana a dare a loro. Cioè potrebbe starci. Non sarebbe così brutta, a dir la verità, questa macchina d'assedio. Visto che poi dovremo attaccare Marsiglia. Allora diamogliela. Mamma mia, quanto costano queste macchine qua. Ci sta, che costino così tanto, ci sta assolutamente, solo che costano veramente tanto. E poi ci andiamo a prendere la città di Coria. No, scusate, Noreia. Coria l'abbiamo appena presa. Noreia. E completiamo il quadro nord-est per la difesa di Mediolanum. Direi che ci sta alla grande. Guardate, tra l'altro anche qui nella mappa generale, nella mappa grande, che ci dà proprio una mega visione. Questo è importantissimo. Andiamo a vedere una cosa, scusate, no, ho sbagliato. Vado qua, la diplomazia. Fatemi vedere i Suebi, che sono questi. Ok. No, Cimbri, scusate, i Cimbri, non i Suebi, i Cimbri. Ok, posseggono queste regioni, però loro sono molto a nord. Quindi saranno difficili da andare a fermare, a stoppare. Va bene. Vasilia intanto si è ridotta un po' all'ombra di se stesso da quando li abbiamo catturati, li abbiamo distrutto la Cisalpina. Bene. Cartagine è sempre la solita spina nel fianco, però adesso qua avevamo impostato, avevamo le legioni ed eravamo anche tante. Qua i Cimbri, figurati se ci danno la pace. I Lusitani ci vedono deboli, figurati se ci danno la pace. Questi assolutamente no. Va bene. Va bene, va bene. Ok, allora, a proposito di Egitto, adesso che abbiamo tanti soldi, andiamo a vedere un attimo come erano messe le legioni in Egitto. Allora, qui avevo un full stack, qui avevo questa che sono in guerra con noi, se non sbaglio. Esatto. Vediamo se per caso moderata. No, niente, non ancora, non ancora. Allora, spostiamo la spia giù, perché tanto comunque qua ormai sono difeso, non ho bisogno. Non ho bisogno di questa ulteriore difesa. Ci spostiamo di qua. 20 di guerra su Sirta. Ecco perché hanno fatto la pace con noi. Hanno fatto la pace perché l'idea loro era poi di andare a conquistare Sirta. Eh sì. Eh sì, capito ragazzuoli? Capito com'è la situa? E di andare a conquistare Sirta. Ho capito, adesso ci sono, tutto chiaro.
Allora, potremmo anche spostarci di qua e andare a vedere se ci sono delle truppe qua e fare queste conquiste, liberarle. Possiamo fare tante cose, ragazzi. Il problema è se le liberiamo come Sirta. Fatemi vedere. Sirta è ancora filo romana. Sì. Nonostante non sia sotto il nostro gioco, però è ancora sotto guida romana. Allora noi potremmo... Wow, due eserciti, full stack. Potremmo con Roma approfittare di questa cosa e andare a conquistare Capsa. E andare a conquistare Capsa. È che... Quante ne ho? 12. Io quante ne posso reclutare adesso? Guardate, non ho neanche il manpower per queste. Però il manpower per prendere della buona cavalleria. Ma la fanteria mi serve. A me serve la fanteria. Ho questo soldato che potrebbe essere un buon sostituto romano. Sì, direi che ne possiamo prendere uno. Uno ne posso prendere. Perché uno? Pensavo di poterne prendere di più. Vabbè, prendiamo anche qua una. Ma è un bug, ragazzi. Che io ho il manpower ai soldi. Perché non posso prenderli? Scusate, cioè, che cavolata è. Ah, di questi posso prenderne di più. Boh. Posso capire questa motivazione. Ci abbiamo anche i cani? No, dai, non sprechiamo il manpower in questo modo. Allora, andiamo a prenderci altre. Altre di queste. Siamo a 16. 16. Allora, vabbè, li lasciamo lì, dai. Li lasciamo lì, non li voglio avvicinare qua perché ho paura di questi eserciti, che arrivi qualche altra cosa da quest'altra parte. Vediamo un po' con la nostra spia, Axilla, cosa ci... ci fa vedere in questa zona. E vediamo, in base a quello che vediamo ci sposteremo. Intanto, settimo Fundano, ok. Il generale della legione settima Concordalis è passato livello, ottimo. Il nostro amico veterano, vediamo dove lo possiamo mandare. Mandiamolo un po' in zona confine nord e vediamo se ci... eccola qua, questa è la città, ok, che sembra in difesa tra l'altro. Potremmo andare a spingerci ulteriormente verso nord, ragazzi. 15 uomini. Allora, spostiamoci verso nord e vediamo un po' cosa succede. Ricordando che io qui ho un'altra legione, quindi volendo li potrei unire e salire verso nord e liberare un altro popolo. Così sarebbe affiliato a Roma anch'esso. Non sarebbe male, non sarebbe male. Allora, intanto andiamo a fare l'assedio a Noreia. Ma non lo vedrete questo assedio qua. Non lo vedrete perché probabilmente sarà una delle puntate speciali della tattica spiegata sui ROM, sui ROM, sui Total War in generale. Vediamo un po'. A few moments later. Ok ragazzi, piccolo salto in avanti per noi. Sono andato ad assediare la città Noreia, ma guardate ragazzi quanti uomini di difesa, tra l'altro belli agguerriti, perciò continuerò l'assedio e utilizzerò e ho messo in costruzione gli arieti leggeri, vediamo un po' dove ci portano. Inoltre pensavo di prendere questa legione a questo punto, invece di portarla, attaccare la città, dare supporto per l'invasione della città di Noreia, che alla fine è il nostro vero obiettivo. Ok. Quindi qui la situazione l'abbiamo fatta. Qui stiamo costruendo delle macchine di assedio. Guardate. Ah, non ci sta più. Peccato. Peccato, se ne avevo preso un'altra. Andiamo a prenderci anche un Veritas, dai, allora a questo punto. Che Romane ha sempre bisogno di Veritas. Perfetto, ci avanzano 5.000 di denaro. Li teniamo così. L'unico forse che vorrei
fare un po' un upgrade magari è qua. Non abbiamo neanche così tanti uomini. Magari faccio un velita anche qua, che in difesa vanno sempre benissimo. Questi me li hanno abbassati così tanto che vabbè. Ok, rimaniamo così. Rimaniamo così. Qua vediamo se posso reclutare qualche romano. Ecco, magari un romano lo reclutiamo qua. E anche una cavalleria che non ce l'abbiamo. Ah, aspettate, qui possiamo reclutare anche questa. Cavalleria, patrizi, peregrini. Beh, non è male questa cavalleria qua, eh. Costa un po' di più effettivamente. Ma sì, andiamo a reclutarla, dai, questa cavalleria qua. E anche un'altra legione, dai. Ingrossiamo un po' le fila di questo esercito, che ci servirà sicuramente per poi assediare Tarraco. Questi continuano a stare in questa zona, va bene. Cioè non va bene, però vabbè. Ok, siamo a 0 di denaro, quindi andiamo avanti con il turno e che ce la mandi buona. Attenzione, ci siamo dimenticati, ah ok, qua del governatore. Facciamo salire le sue caratteristiche, avevamo già selezionato, va bene. C'è qualcun altro che dobbiamo far salire? No, perciò andiamo a fine turno. Ok, ci muovono attacco loro. Quindi io direi a questo punto di dare battaglia, ci fanno una sortita. Io direi di dare battaglie perché dovremmo stravincerla. Ok, ce la giochiamo sul campo. Eccola qui, la zona di battaglia. Allora, noi giocheremo in difesa. E io ho già visto qualcosa che mi aggrada. Allora, possiamo giocarcela o qua, che abbiamo una leggera pendenza, oppure qua che abbiamo una pendenza più pronunciata in maniera bassa. Io direi giocarcela qua. Giocarcela qui. Ma faremo qualcosa di particolare. Vediamo se riesco a farlo. Allora, disponiamo le nostre legioni in questa valle di lacrime. Altre legioni qua. Ok. Anzi, potremmo dividere addirittura l'esercito, visto che abbiamo due cavallerie abbastanza potenti. Faremo così. Così. Quindi faremo 3 da una parte. Questi avvallamenti li teniamo così, ok. Questi li teniamo qui all'esterno. Non mi ricordo se loro hanno una cavalleria, mi sembra proprio di no. Quindi questi potremmo tenerli qua come anello di raccordo tra questi e questi qui. Adesso vedremo. Poi ci posizioneremo meglio quando avremo la possibilità di sfruttare questa collina. Questi, allora, ne facciamo un bel gruppo qua sopra. E li lasciamo proprio bene in difesa così. Faremo un attacco a strati, se mi riesce, perché non è detto che mi riesca. Qui c'è una leggera salita. Bah, sì, leggerissima però. Va bene. Le cavallerie a sto giro, io sono un amante delle cavallerie unite, le dividiamo. Perché mi serviranno divise per questa cosa che voglio fare. E il generale ovviamente lo mettiamo nel punto più alto. Potrei anche utilizzarlo come cavalleria il generale, della verità. Però secondo me qua, siccome faremo una sorta di difesa elastica, secondo me la cosa migliore è tenerlo qua. Allora, questi li spostiamo in avanti. E gli diamo il fuoco rapido. Loro meglio farli arretrare un pochettino.
Ok. Partiamo subito con la cavalleria di lato, che andrà a agire da disturbante. Ovviamente il core del nostro esercito è praticamente faremo una difesa a strati proprio. Tireremo sul nemico. Ecco, non voglio andare un po' troppo in avanti. Tireremo sul nemico. Così. Allora, andiamo a dare fastidio con le cavallerie. Facciamoci vedere. Ecco, ci tirano. Ma noi dovremmo essere protetti dalla boscaglia. Un pochino, in realtà. Raga, tirate però. Ok. Benissimo. Ok, stanno. Ok, torniamo indietro. Ok, guardate qua, guardate. Si sono separati, perfetto, guardate. Allora, il fatto di mettere gli arcieri in avanti e dargli un obiettivo da colpire, ovviamente li ha separati. Guardate, ha separato tutte le unità di arcieri dal resto della fanteria. Per me va benissimo. Io adesso porto indietro anche queste unità qua, perché io le volevo fermare qui, ma non ce la fo. Benissimo, dividiamo le cavallerie, se ce la faccio, attenzione, perché sono soggette al tiro. Ma guardate, è già collassata una. Ok, ci spostiamo velocemente da qua. No, non riesco. Vado di qui. Cerco di non farmi intercettare, ma è difficile. Ok. Ok. Attenzione alle cavallerie, perché vanno controllate. Guardate, queste sono già in una situazione, insomma, non bellissima. Ok, gli arcieri, una buona parte degli arcieri li ho fatti fuori. Adesso ci allontaniamo dal centro della battaglia. Questi, tra l'altro, mi inseguono. Comunque si spostano con noi. Bene, azione di disturbo fatta. Scappiamo. Ci ho rimesso mezza cavalleria, ma va bene. Formazione serrata. Ok, questi hanno tirato tutte le frecce che potevano tirare. Questi li giriamo leggermente. Ok, formazione serrata. Questi li portiamo in avanti. Ok, guardate il tiro. Mamma mia, il tiro nostro. Quanti danni fa. Allora, facciamo testuggine offensiva. No, dai, li teniamo così. Ok, partiamo ancora con la cavalleria, che dovrà prendere queste unità da tiro. L'obiettivo sarà quello. Mamma mia, il danno che fa il tiro nostro. Mamma mia. Spostiamole un po' in avanti. Guardate il danno. Chiudiamoci. Mamma mia. Ok, qua raga, vai. Caricate, vabbè. Vabbè. Iniziamo a chiudere un po' le fila qua, perché non mi piace. Hanno il vantaggio che arrivano dalla collinetta, vabbè. Però si può avere tutto, ragazzi. Allora, andiamo a ingaggiare con il generale, spostandoci un po' in avanti. No, non riusciamo. Niente, lo facciamo il giro. Attacchiamo con questi. Qui andiamo a prendere anche l'ultima unità di arcieri. Ah no, ce n'è un'altra qua. Non l'avevo vista. Andiamo al gruppo 2. Non l'avevo vista, mi era sfuggita alla vista. Ok, resistono per ora tutti. Ok, questi sì, hanno finito le frecce. Adesso iniziamo con l'operazione di appoggio. Il generale adesso può mettersi qua tranquillamente, tanto non ci sono più arcieri a disposizione. Ok, andiamo a fare un attacco da dietro. Qua iniziamo a chiudere e dare supporto a questa legione.
Ok, qui il danno l'abbiamo fatto. Ok. Andiamo via da qui e facciamo interagire questi. Cerchiamo di fare un ricambio funzionale. Qui la cavalleria sta facendo veramente molti danni. Andiamo qua sotto, forza. Forza, forza. Anche queste unità adesso le possiamo spostare più all'esterno. Queste invece le mettiamo qua per contenere, per dare una mano anche a questi, va che non li vedo messi bene. Diamo anche un upgrade. Dai. No, non carichiamo sui miei. Andiamo qua dietro. Dalla collina poi caricheremo. Ok, forza ragazzi. Tutti dentro a panino. Ok. Sul generale. Attenzione a queste masse. Qui c'è, vedo un'unità di spada che sicuramente è meglio da caricare rispetto a un'unità di lance. Ok, qui ce li siamo poppati tutti, perfetto. Questi li spostiamo. Ok, spostiamoci di qua. Benissimo, guardate che con la cavalleria si sono già arresi gli spadaccini. Perfetto, torniamo indietro. Anche qui sono collassati, facciamo il giro e andiamo a cerchiarli completamente. Ok, queste sono tutte lance tranne questi che sono spadaccini. Teniamoli così per ora. Ok, allora, un'unità romana se la va a giocare qua. E l'altra va contro il generale. Ecco, guardate il generale che tenta la fuga. Allora lo andiamo a chiudere. Facciamo una bella carica. Eccola qua, guardate che bella la carica. Boom, ok, intercettiamo proprio l'unità del generale. Attenzione, questi si sentono circondati. Ok. Forza. Andiamo, prendiamo un'unità più devastata di cavalleria. Andiamo a fare un po' di uccisioni varie. Facciamo salire il livello. Ok, il suo generale dovrebbe essere andato a farsi benedire. E abbiamo vinto la battaglia. Perfetto. Molto 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 semplice. Terminiamo la battaglia. E voilà. Perfetto ragazzi, guardate quante unità abbiamo devastato e noi ne abbiamo perse veramente pochissime. Questo è ottimo. Le uccidiamo per fargli capire qual è l'effetto che riceveranno. Qual è che cosa gli succederà, ecco, nel breve. Ottimo. Ha terminato l'alleanza militare con noi, va bene. Va bene. Adesso li attacco, li stermino. No, non si dicono certe cose. Non si dicono certe cose. Allora, qualcuno sta ricattando mi è venuto famiglia. Non faccio nulla, ho contrasto le voci, non faccio nulla. Poi l'uso dei mercenari. Contratto con i mercenari. Ma io direi questa, non mi interessa avere mercenari. Intrigo politico, va bene. Adesso vediamoci. Intrigo politico. Assumi politici. Ah no, non c'è. No, niente. Pensavo di avere un intrigo politico, nulla. Intanto abbiamo G. Scevola, che è questo qua, che è il nostro Gaio Giulio Scevola, ok, che viene fuori dalla famiglia. Ok, va sposato lo zio qua, eh. Che non posso perché non ho abbastanza gravitas. Perché non posso? Forse perché è appena diventato adulto, non lo so. Non so perché io non possa non possa sposarlo. Vabbè. Qua è possibile aumentargli di turno. No, non mi interessa la carriera. Qua posso sposarla. Allora,
rimpolpiamo un po' le fila di questa fazione, perché se non ne hanno tantissimi di uomini. Probabilmente alcuni sono caduti in battaglia. Allora diamogli qualcosa. Più 0, causati, danni da spada, fanteria, vabbè, più 4 morale, battaglie d'attacco. Dai, facciamo logoramento, poi facciamo più 2 ordine pubblico e... questo è perfetto, così dobbiamo assassinarlo. Ok. Questa si potrebbe sposare. Interessante. Questi sono altre fazioni, fatemi vedere. Sì, sono questi. Odio i popoli dell'est, populista, siete di potere. 14, 42, 49. Allora, io direi che gli diamo anche a loro delle spose. Non posso... quanto? Quanti soldi? Va bene. Allora, ok, quindi ci siamo. Qua andiamo a vedere con la spia. Qui non si sono ancora dati battaglia, ma a breve... guardate qua. Ah, maledetti massilesi. Hanno messo lo zampino anche qui. Spostiamoci. Ok. Allora, facciamo uscire la nostra legione a questo punto. E Caspa è proprio a un tiro di schioppo. Qua loro si fermerebbero in questa zona, mi andrebbe anche bene. Questo potrebbe effettivamente muoversi di qua, ma a me non interessa. Una volta che sono dentro le mura non mi prendono più. Allora, ok, una legione, perfetto, che ci serviva. E vabbè, prendo i veliti piuttosto che nulla, ma insomma, non è proprio il massimo. Diciamo che ci sono delle altre unità più potenti, però vabbè, quello è. Qui ci teniamo in difesa con i nostri amici. Intanto abbiamo, ecco, la ballista, perfetto. Ottima per gli assedi, ottima. Muoviamoci un po' a nord, fatemi vedere un po'. Ok, sembra non esserci nessuno. E ci spostiamo a sud anche per vedere un po' la situazione, ma sembra non esserci nessuno. E anche a Tarraco sembra non esserci nessuno, quindi un attacchino qua non sarebbe male. Che non riesco a vedere, non so il movimento di queste legioni. Non riesco a prevederlo. Qui dobbiamo infondere per forza la cavalleria, non c'è niente da fare. Qua potremmo andare a attaccare veramente la città, ma veramente. È che ci mancano legioni, costano veramente un casino qui le legioni. Vabbè, le mettiamo, ma perché ci possono servire, ma di base, insomma, costano tanto. Va bene, dai, le mettiamo così. Intanto poi si sbloccherà una... Ah, ok, la tecnica di costruzione, perfetto. Perfetto, che ci dà un po' più di stabilità sugli insediamenti, ottimo. Fatemi vedere una cosa qua, sodalizio, più della pressione fiscale, questa l'abbiamo fatta, ci mancherebbe questa. Per diminuire i costi di costruzione, che però... Bah. Questa qui non sarebbe male, che ci dà un po' più di ricchezza dell'agricoltura, anche se non abbiamo molta agricoltura. Qua sui mercenari, ma non mi interessa. Ecco le navi, in realtà io non ho più. Non ho più le navi. Quello sì. Poi vediamo qua. Ah, ecco questo.
Non sarebbe male perché poi ci dà più 5 capacità di movimento, 5% a tutti, che non è male. Anche questo non è male, torre mobile. L'officina dell'ingegnere bellico, anche questa non male. E ci abbassa anche il tempo di resistenza del nemico agli assedi. Anche questa non è male. Non è male affatto. Però io andrei più sull'economia, a dir la verità, dopo. O termino la filosofia, che ci dà meno 3% la corruzione, quindi ci dà più, sicuramente più denaro. E anche questo non sarebbe male che ci dà un più 6% di pressione fiscale. Magari continuiamo poi la filosofia, adesso vedremo. Vedremo. Allora, qui siamo sempre in assedio, adesso andiamo in attacco. E ragazzi, perfetto. Allora, con il discorso dell'ariete e dello schieramento, direi che la partita qua è vinta. La gioco solo perché così ve la mostro poi nell'altro gameplay che farò. Però voi la vedrete già terminata, ma ragazzi non c'è partita. A few moments later. Ok ragazzi, allora abbiamo conquistato l'assedio in Noreia. Se volete vedere com'è andato, guardatevi la puntata sulla tattica. E allora siamo andati ovviamente a liberarlo come ci eravamo detti. Perciò adesso abbiamo tutta la parte nord, interessantissima, guardate, tutta pro-romana. Perfetto, anche se non sono nostri alleati diretti. Però guardate come odiano tutte le fazioni barbariche attorno a loro. Perfetto, perché loro comunque bene o male si sentono un po' romani. Dai, diciamolo, si sentono un po' romani. Quindi odiano tantissimo province come la Massiglia, nostra nemica, ma soprattutto guardate a nord. E questo è buono perché qualora un domani loro si dovessero espandere, a me farebbero solo che un favore. Ovviamente li ho liberati ragazzi perché sto giocando in modalità storica, cioè con delle regole autoimposte, nel quale cerco di ripercorrere la storia, diciamo, di Roma, ecco. Però è interessante più tra il murale in battaglia. Vabbè. Dai, vai sulle macchine d'assedio che qua ce le abbiamo, quindi andiamo proprio a farcele. E... più 2 alla portata di tiro e tutti nell'enorme senza cavalleria. È di cavalleria, interessante. Io direi che però questo esercito qua andiamo a fare proprio le macchine d'assedio. Qua morale durante battaglie in territorio nemico, più 10 prigionieri di guerra, più 3 bonus della carica a tutte le unità, più 3 morale durante le battaglie d'attacco. Assegniamo di carica. Ok, questo qui sarà un esercito anche che mi darà delle... scusate, che terrà delle macchine d'assedio assolutamente. Campo visivo assolutamente. E andiamo a prenderci anche... Ci dovrebbe essere qualcosa sulle macchine d'assedio forse. Dai, andiamo qua. E ci prendiamo d'esperienza, perché voglio che le mie macchine d'assedio abbiano un'esperienza elevata. Ok, qui non ci dovrebbe essere più nessun nemico. Qui la situazione mi sembra abbastanza stabile. Non penso di dover inviare una legione. Non mi sembra. Io direi che allora questa legione la sposto di qua. Ci piegherà un casino ad arrivare. Guardate, ne ho fin troppe adesso di legioni, ma va bene perché le devo portare tutte nella parte ovest adesso. E qua si va a conquistare, perciò torniamo indietro. Kelm lo lasciamo lì, non mi interessa adesso di andare così tanto a nord, non sarebbe neanche troppo storico, ecco, diciamo. Tanto ormai qua l'abbiamo veramente spezzettato. I Cimbri hanno perso 3 territori importanti. Bene, bene. E poi ci andremo a conquistare adesso la costa.
Questo io comunque lo lascerei e farei fare magari anche un giro, a dire la verità. Vediamo un po' cosa c'è qua. Ok. Ok, vabbè. Diciamo che non mi interessa neanche scoprire troppo cosa ci sia, vi dico la verità. Vi dico la verità. Ok. Un po' anche come fece la Roma storica, no? Bene, bene, bene. Qui abbiamo fatto tutto. E ok, perfetto. Va bene. Allora, io direi che ci stoppiamo qui per ora. Guardate qua il susseguirsi di legioni. Questa la mettiamo giusto in modalità... Anzi, se no... Se gli do un'altra macchina d'assedio, sì, ci sta. Diamo un'altra macchina d'assedio. Che poi prenderà lui. Loro prenderanno le macchine d'assedio. Ci sarà un po' un impasto delle varie legioni, ma lo vedremo nelle prossime puntate. Allora, interessante anche qua vedere cosa succederà. Cosa decideremo. Cosa decideremo. Anzi, ragazzi, facciamo così. Fatemi sapere nei commenti se voi attacchereste Capsa. Adesso che è sguarnita o no. Perché sarebbe interessante. Magari ci faccio un sondaggio, non lo so, va bene. Comunque voi rimanete sintonizzati perché ne vedremo delle belle. Ricordatevi ragazzi di mettere mi piace alla serie per sostenerla e anche qualche commento è sempre sempre gradito. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.